Ringraziamo alle nostre famiglie che in modo particolare oggi sono rappresentate dalle nostre mamme, la mia mamma Candelaria Ferrer, la mamma di Chiche Marta Herrera. E loro vi ringraziano a voi che avete avuto la volontà di accompagnarci in questo momento speciale per noi. Ringraziamo la provincia italiana che ci ha accolti e quindi ci ha aiutato nella nostra crescita spirituale. Ringraziamo a Monsignor Don Paolo Luigi per sua accoglienza, per sua disponibilità e per sue belle parole che hanno rimasto colpito il nostro cuore. Ringraziamo il padre provinciale Giovanni Rosso e con lui ai formatori Massimo e padre Federico. Ringraziamo al nostro parroco Adriano anche per la sua disponibilità in questo momento speciale per noi. E a tutta la comunità di San Martino ai Monti, ai nostri confratelli carmelitani che hanno camminato insieme a noi. Ringraziamo a coloro che ci hanno dato una mano perché questa ordenazione sacerdotale fosse davvero una festa. Ringraziamo agli amici diaconi, a Elia e a Fausto, e al coro guidato da Don Luigi. Molte grazie. Ringraziamo a tutti voi presenti, amici, che siete testimoni della nostra fatica, dei nostri limiti e della nostra grazia di Dio in questi due servitori. Celebrare insieme è veramente la soddisfazione più grande per noi. Non esiste più un regalo autentico che essere insieme a voi. Grazie. Dopo questi ringraziamenti, molti di voi avete fatto dei viaggi corti, altri molto lontani, dall'America, dall'Africa, e l'Europa. Veramente vi ringrazio di cuore per la vostra presenza nuovamente e vi invito subito dopo la messa a fare una condivisione ancora nella mensa, dalla messa alla mensa, per condividere, per parlare un po', per stare un po' insieme e per mangiare anche, perché siamo a mezzogiorno e mezzo. Allora subito dopo la messa siete tutti, cordialmente tutti, se siete invitati per una condivisione, una piccola condivisione. Grazie.